Botta e risposta tra Nuorese e Valledoria che al termine della prima giornata di ritorno del campionato di promozione mantengono immutato il distacco in classifica. Sono 8 le lunghezze che separano le due formazioni. I verdi-azzurri sabato hanno conquistato a Posada la 10ª vittoria consecutiva grazie ai gol di Ruggeri e Nieddu. Per i padroni di casa è andato a segno Congiu, ma la Nuorese è riuscita comunque a portare a casa la 12ª vittoria della stagione. Il Valledoria invece ha ottenuto un successo in trasferta espugnando il campo della Basanta. 3 punti che consentono ai sassaresi di mantenere immutato il distacco dalla capolista. Ma se la Nuorese manterrà questo ruolino di marcia, per il Valledoria ci sarà poco o nulla da fare se non accontentarsi del secondo posto, che potrebbe comunque garantire una chance di ottenere il biglietto per il campionato di eccellenza. Al terzo posto rimane la Dorgalese che ha regolato per 1-0 l'Ilva Maddalena. Il gol che vale 3 punti è stato messo a segno dal solito Talanas. Chi perde terreno inaspettatamente invece è il Fonni, costretto alla resa casalinga da un galvanizzato Ghilarza. I giallorossi, sotto la guida di mister Nino Cucu, stanno scalando a grandi passi la classifica e hanno vinto con il risultato di 1-0 grazie al gol di Ferraro. Il Ghilarza, dopo la sconfitta subita contro la Nuorese, ha conquistato solo vittorie e si avvia a lasciare la zona pericolosa dalla gradatoria. Ardara e Usinese non sono andate oltre un pareggio a reti bianche, mentre il Codrongianos ha superato col minimo scarto un volitivo Lauras. Di Dettori il gol che ha dato la vittoria alla formazione allenata da Franco Fiori. Nella zona pericolosa della classifica la Bittese ha vinto col punteggio di 3-2 contro il Tonara. Una doppietta di Muledo, il gol di Giorgio Olzai, il gol dei padroni di casa, mentre per il Tonara hanno risposto Currelli e Pili. In coda alla classifica la Corrasioliena è stata travolta dal Porto Rotondo con un netto 4-1. Una tripletta di Fera e il gol di Marini ha dato la vittoria agli Smeraldini. Adesso il campionato serve un turno di riposo, si ritorna in campo il 6 gennaio. La Nuorese ospiterà il Fonni mentre il Valledoria affronterà la Corrasi.